anche riprese. Allora, eccoci qua. Allora, ultima mezz'ora di trasmissione, abbiamo parecchie cose ancora da dire, abbiamo anche alcuni telespettatori che vogliono intervenire telefonicamente. Allora, abbiamo detto prima della pubblicità che avremmo parlato di questo ISDS. Sono allora in inglese Investor to State Disputed Settlement, risoluzione delle controversie tra Stato e investitore. È corretto, Cecchinato? Sì, no, così, no? Sì, cerco solo da spiegare, cerco di spiegare bene di che si tratta. Tra l'altro sono degli strumenti di cui si parla tantissimo adesso, però sono gli strumenti che esistono da sempre, sono una prassi della contrattazione. E ci sono già dei casi anche internazionali fra stati, assolutamente sì. Tra l'altro le statistiche dicono che la maggior parte delle dispute sono vinte dagli stati rispetto alle aziende. Ma il perché di questi strumenti? Perché quando due stati, lo Stato A e lo Stato B, si vincolano stipulando un trattato e dicono d'ora in avanti noi adotteremo questa regolamentazione che ha un effetto riflesso anche nei confronti dei cittadini, imprese e privati di quello Stato. Poniamo il caso che questo trattato dica che le imprese dello Stato B possono esportare nello Stato A senza dazi. Poniamo l'esempio molto banale, però è facile da capire. Poniamo invece che lo Stato A all'improvviso applichi dei dazi, violando il trattato. A questo punto l'impresa avrebbe la possibilità di citare in causa direttamente lo Stato per violazione. Lo dovrebbe fare per il diritto internazionale presso i tribunali dello Stato A, dello Stato che ha commesso l'illecito, la cui però garanzia di indipendenza forse non è scontata. Ecco che nascono degli strumenti che sono delle arbitrati internazionali dove, se parliamo del TTIP, i potenziali arbitratori sarebbero scelti all'inizio in un elenco pubblicato fino all'inizio, cioè non è che si scelgono al momento in cui sorge la controversia. Sono avvocati d'affari sarebbero? Li possiamo chiamare così? Ma io mi aspetto dei professori universitari di diritto internazionale piuttosto che dei professori esperti nelle materie. L'importante però che devono dire è che Europa e Stati Uniti si starebbero accordando per, al momento della stipula del trattato, pubblicare da subito delle liste, mentre di solito nelle relazioni internazionali si scelgono nel momento in cui sorge l'illecito. Questo è il senso, secondo me non c'è nulla di sbagliato e mi chiedo perché se ne parli adesso quando sono uno strumento che esiste da decenni. Certo, ci sono anche dei casi di cause già avviate, ad esempio la Germania è stata citata da una compagnia energetica svedese perché dopo il disastro di Fukushima la Germania ha cambiato la sua politica sul nucleare e qui mi pare che ci sia una richiesta di risarcimento, non so se poi la causa sia finita o meno, plurimiliardaria. La domanda è legittimo che un'assemblea elettiva votata dal popolo possa cambiare una legge? Anche se questo va a scapito di un'azienda, di una multinazionale? Cioè perché può valere per il cittadino? Prima facevo l'esempio, i lavoratori italiani quando sono stati assunti dovevano andare in pensione a 35 anni, per legge a un certo punto si è detto guardate che non basta più, servono i 40 anni. Poi successivamente la Fornero ha detto guarda non basta più neanche i 40, ma io sono stato assunto che pensavo che fossero i 40, non sono sufficienti perché l'aspettativa di vita, perché è possibile per un cittadino, non è possibile invece per un'impresa? Cioè, varrà lo Stato di diritto quanto viene definito in una legge di un'assemblea appunto elettiva e col consenso popolare più di un'azienda oppure no? Ma soprattutto varrà il benessere del cittadino di fronte al profitto a tutti i costi. Questo è il punto. D'Onofrio, lei come giudica la volontà appunto che vengano inseriti nel trattato questi ISDS che sono richiesti di fatto? Allo stato attuale lo vedo come un non problema, oggettivamente, e sposo totalmente la posizione di Piero Cecchinato, ma questo da un lato perché secondo me non è sul tavolo in questo momento questo tipo di situazioni e perché so bene che sono pensate per casi in realtà molto diversi. Ma guardando nel nostro piccolo, in quello che succede da noi, oggettivamente uno dei principali problemi che abbiamo nell'investire in Italia è la impossibilità di riuscire a fare una pianificazione decennale per il cambio repentino e per la poca serietà della classe dirigente che non imposta una politica industriale, cambia le condizioni ogni 3x2. Io oggi non so quanto pagherò di tasse domani, non so a chi dovrò pagare le tasse domani, non so quanti livelli diversi di tassazione ci saranno e c'è un'incertezza pazzesca che penalizza gli investimenti. Se noi non riusciamo a trarre investimenti in Italia è appunto perché non siamo in grado di dare certezza
certezza agli investitori. Questo, guardate, che è uno dei primi problemi che mina la crescita anche dimensionale delle nostre aziende. Quindi l'introduzione di questi tribunali, secondo me, potrebbe essere un aspetto... In questo momento, nella situazione che abbiamo soprattutto nel nostro paese, secondo me male non farebbe. Adesso è difficile entrare nel merito, ma non la vedo come una questione pregiudizialmente negativa, anzi potrebbe in linea di principio essere comunque un'ancora di salvezza sotto alcuni punti che nel nostro sistema sono oggettivamente poco d'aiuto al fare impresa, e il fatto che venga riconosciuto in questo contesto, in questa trattativa, lo vedo legittimo. E chi mi dice no, però mi deve dare anche dall'altro lato un'alternativa, perché, e torniamo al discorso iniziale, il confine. Però non confondiamo il problema della giustizia civile in questo caso con un principio. Il principio è, di fronte al fatto che un'impresa può avere uno svantaggio economico rispetto a una normativa di legge che viene modificata, è possibile che l'impresa agisca legalmente con un soggetto terzo, quarto, non mi interessa, nei confronti di un paese? Cioè, se domani mattina il governo di questo paese cambia, e cambia radicalmente, come io mi augurerei, ma è chiaro che cambieranno anche le legislazioni che sono state oggetto di scontro col governo di questo paese. Quello che dice Castagna è chiaramente un processo alle intenzioni. No, ma dico, guardate che non è una questione banale, cioè non è, se lo Stato il potere economico di potrebbe andare a influenzare. Scusate, ma è una questione di democrazia. La democrazia fa delle scelte e le fa in maniera responsabile, per cui democraticamente si è scelto di stipulare degli accordi, perché i trattati internazionali sono degli accordi, perfetto. Un successivo governo decide di rinnegare quell'accordo, ma mi va benissimo perché il processo democratico lo consente. È altrettanto giusto però che ci sia una sanzione, perché altrimenti se non ammettessi la possibilità di una multinazionale piuttosto che di una piccola impresa, per cui si parla sempre di multinazionali, di fare causa allo Stato che non ha più decide di non rispettare più il patto democraticamente, però se non ammettessi una possibilità del genere non farei più trattati internazionali. Cioè, ma io, se fossi un'impresa tedesca o americana, non aderirei mai a un trattato nazionale se sapessi che un paese come l'Italia può riservarsi di mutare la legge quando vuole e di uscirne indenne. Non faccio affari in Italia, non farò mai investimenti in Italia, per cui ci sta che democraticamente venga cambiata la legge, nessun problema, ci sta che la democrazia responsabilmente guardi in faccia il suo inadempimento e eventualmente, se ci sono i presupposti, ne paghi le conseguenze, ma mi sembra una cosa molto democratica. Questa teoria è esattamente quanto è accaduto alla Grecia. Questa teoria si è verificata così alla Grecia, essendo che i greci hanno fatto i debiti, hanno mangiato un po' i soldi di tutti, ora o sottostate a questa condizione oppure dovete farvi carico appunto di quanto anche se quelli lei presterebbe soldi al governo greco, i suoi soldi li presterebbe al governo greco? Li hanno prestati i tedeschi e i francesi, le banche francesi e tedesche li hanno prestati a quelli che truffavano i bilanci al 12%. Le banche francesi li hanno prestati a quelli che dopo si è scoperto truffavano i bilanci. Presumo che lo sapessero anche prima. Certo, è una questione di malaffare. Volevo sentire anche ma quando la Grecia ha chiesto l'estradizione di queste persone alla Germania, la Germania si è rifiutata. Di quali persone, scusi? Di quelli che truffavano i greci che truffavano i greci. Guardi che questa è grave, questa è Europa. Mi spieghi se è Europa questa? Cioè io faccio una truffa in Grecia, sono un greco, truffo i greci, poi scappo in Germania, Comunità Europea, scappo in Cina, e la Germania dice io non ti do l'estradizione, perché vogliono giudicarli in Grecia. Mi scusi, c'è qualcosa che non funziona, c'è un po' di confusione in Europa. Sentiamo un telespettatore che sta attendendo. Buonasera, il signor Luca che chiama da... Pronto? Non la sentiamo. Niente, adesso vediamo se la regia riesce a... c'è ma non ci sente, ma non parla. Vabbè, allora Marchesin, volevo inserirla nel discorso che avevamo aperto sugli SDS. Allora, la preoccupazione grande che c'è è che un'impresa possa
con dei buoni avvocati. Credo che sia meglio parlare magari di multinazionali, così i telespettatori possono, vabbè, perché magari no, sì, beh, certo, però insomma sono dimensioni diverse. Beh, noi per I esempio, multinazionali del farmaco, piuttosto che, sento dire, sono dei colossi che hanno dei bilanci superiori a quelli di uno Stato, certo, a volte. ma ci preoccupa il fatto che possano disconoscere quelle che sono le regole che noi ci siamo dati in Europa. Ritorno all'argomento iniziale, cioè quello delle protezioni dei sistemi di qualità. Io faccio un esempio, non so se si possa inquadrare, questi qua sono i marchi della Regione Veneto, sì, sono marchi istituzionali, il marchio qualità verificata, quindi marchi di un'istituzione. Se domani mattina un'impresa, una multinazionale, un'impresa americana, eccetera, non riconosce il regolamento comunitario che ha istituito questi marchi, noi abbiamo investito e abbiamo buttato via dei soldi per niente, perché li possono usare a piacere e tra l'altro dopo noi non siamo bravi come loro a fire attività di lobby e di promozione, perché il Ministero ha registrato recentemente il marchio Italian Taste, okay, e darà la possibilità alle multinazionali di usarlo, perché insomma Italian Taste significa gusto italiano, ho tradotto. I francesi hanno già iniziato a fare la reclama, la pubblicità della carne 100% gusto italiano, dopo per decenza l'hanno tolto perché insomma gli abbiamo detto guardate che state facendo un illecito, ma potevano benissimo usarlo. Quindi da una parte noi abbiamo persone incapaci, io le ritengo tali, perché spendere 50 milioni di euro su un marchio del genere, quando noi con 1.500 euro siamo andati a registrare il sigillo italiano, che tra l'altro stiamo proteggendo anche in vista appunto del TTIP, lo stiamo proteggendo anche in America e nei paesi confinanti, cioè significa che c'è qualcuno che ha dei soldi da spendere ma non sa come spenderli, oppure li spende malamente. Il problema è che sono i soldi nostri. Sì, esatto, sono i soldi nostri. Allora, a fronte di questo mi preoccupa chi sta trattando, chi sta mediando gli accordi, perché, ripeto, come l'ho detto all'inizio, va benissimo un mercato di libero scambio. Noi abbiamo portato anche dei bovini in Libia prima del caos. Poi lì le regole ovviamente sono cambiate, ma lì l'ISDS non funziona, okay? Ma non funziona proprio. Allora c'era la necessità sostanzialmente che venga regolate, qua sono d'accordo con lui quando diceva prima che le lobby devono essere regolate. Il nostro Parlamento deve regolare il sistema di lobby, perché fuori dalla porta del Ministro noi vediamo delle pletore di persone che nulla hanno a che vedere con il settore di cui mi occupo, cioè l'agricoltura in generale, e che vanno a chiedere le cose più disparate. Mettiamo in chiaro l'agenda del Ministro, mettiamo in chiaro gli appuntamenti, con chi sono e cosa vanno a discutere, perché vanno a discutere sostanzialmente dei soldi nostri, quindi sono d'accordo che le lobby vanno regolate. C'è un politico anche per i cittadini. C'è un politico che pubblica. Qual è la lobby dei cittadini? Capisco le lobby professionali, ma quelle dei cittadini quali sarebbero? Sono i partiti. I cittadini hanno diversi interessi, i cittadini lobby. Comunque c'è un politico, un unico politico, il socialista Nannicini, che è viceministro credo, che pubblica l'agenda degli incontri, l'unico politico italiano. Sentiamo la signora Michela che sta aspettando di intervenire. Buonasera signora Michela. Buonasera a lei, meno male che ho imparato il suo nome e cognome finalmente. Trivellato Tullio, vero? Sì, esattamente. Finalmente. Buonasera a lei, all'editore e a tutti gli ospiti. Prego. Io mi sono impensierita quando ho sentito di queste aperture di libero scambio, perché mi ricorda tanto una cosa. Mi ricorda tanto una fila di schiavetti che lavora per le lobby dei ricconi, come sempre accade in questi ultimi tempi, per l'alta moda, per i gioielli e quant'altro. Perché vedete, non vorrei che a suon di bla 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 ci riducessimo appunto a essere schiavi di lobby di pochi ricchi, come ho già detto, perché aprire mercati nuovi negli Stati Uniti dicono che sarà molto difficile, se non per nicchie di super ricchi, perché la popolazione degli Stati Uniti d'America ormai è abituata a cibarsi, vedete come sono belli cicciotti e gonfi, sono già abituati a cibarsi dei loro cibi e faranno molta fatica, ma moltissima, ad avere
avere i nostri prodotti, se non di nicchia e per soli ricchi, come ho detto. Vorrei altresì ricordare, l'altra sera sentivo parlare del nuovo sindaco di Londra, degli inglesi, che è un pakistano di origine, e mi sono ridotta a pensare fra me e me: gli inglesi hanno colonizzato il Pakistan, ma i pakistani non colonizzeranno mai gli inglesi, mentre vedo molto male gli italiani che sempre si genuflettono a 160 gradi. Un'ultima curiosità, vorrei capire perché noi in Veneto non abbiamo razze bovine di alta qualità di carne? Certo, perfetto. Glielo dico Benissimo, subito, grazie signora Michela. Glielo dico subito, noi abbiamo degli allevamenti di alta qualità. Purtroppo le vacche nutrici ce le siamo mangiate nel dopoguerra, quando c'è stata l'industrializzazione, che l'agricoltura è stata abbandonata. Quindi noi importiamo genetica dalla Francia, quindi abbiamo una filiera che è italo-francese, ma loro sono specialisti nel far nascere gli animali di qualità, e noi siamo specialisti nell'ingrassarli, cioè fare la carne, perché la carne non si fa al pascolo, come dicevo prima, ma la si fa dentro nelle stalle con una sana alimentazione, quindi con i cereali, tant'è che noi siamo riusciti a far riconoscere dalla Commissione Europea, e il Veneto che lo ha fatto questo, il disciplinare del vitellone ai cereali e del vitello al latte ai cereali, proprio perché abbiamo caratterizzato questo prodotto, quindi l'alimentazione del bovino, con i cereali. Benissimo, sentiamo anche il signor Luca, che mi sembra siamo riusciti a recuperarlo. Buonasera signor Luca, ci sente? Buonasera, mi sente? Sì, la sentiamo bene adesso, prego. Allora io volevo dire una cosa. Parlate tanto dell'Europa, ma alla fine come mai in Europa le tasse sono al 18% e l'Italia è il 70-80%? Benissimo. Questo volevo farvi chiedere. E poi l'Italia, se vuole che l'Italia cresca, bisogna automaticamente che le banche aiutano gli imprenditori, perché io imprenditori ho dovuto chiudere tutto perché le banche non mi hanno aiutato. E grazie allo Stato questo, perché bloccano tutto lo Stato. Quindi volevo solo farvi queste cose, volevo dirvi solamente questo. Perfetto, benissimo signor Luca, grazie del suo intervento, che comunque è significativo. Donofrio, sappiamo che una delle palle al piede che hanno gli imprenditori in Italia è proprio quello della tassazione, tra virgolette, quindi vessazione, si parla di percentuali che si avvicinano effettivamente a chi fa impresa al 70%. Sì, e diventa improbo, come allora, a questo punto partire col freno a mano tirato. Dividiamo appunto la discussione in due. Da un lato, anche a risposta dell'ascoltatrice che ha chiamato, certo. E lo dicevamo anche prima, noi non stiamo qua a discutere se aprire o meno dei flussi commerciali che prima non c'erano. Noi in realtà stiamo parlando di correttivi, di in qualche misura regolamentare qualche cosa che già c'è. Però quello che deve capire la signora è che direi generazionalmente abbiamo a che fare con una classe dirigente che è cresciuta in un momento di comfort che ci ha regalato la storia, di benessere, ok? Ma nel corso di 2 generazioni, nel corso di 50 anni, se prima, quando probabilmente 2 generazioni fa intorno al tavolo erano seduti in 5, oggi deve capire la signora che intorno allo stesso tavolo ce ne sono 10 di persone che devono mangiare. Okay? Perché la società che era allora, quando probabilmente risalgono molti dei commenti anche degli ascoltatori che abbiamo sentito, che ricordavano una società che è molto diversa da quella di oggi, molto diversa, se non altro siamo un di più, siamo molti di più, perché nel giro della mia vita, io ho 35 anni, io sono giovane, ho visto 2-3 miliardi di persone in più in questo pianeta, ok? È evidente che arriverò a vedere, augurandoci tutti lunga vita, probabilmente altri 2-3 miliardi. Okay? Da qui al 2060 dovremmo sfondare il muro dei 10 miliardi di abitanti. Ecco, questo aumenta gli scambi. È sempre più facile attraversare il mondo prendendo un volo low cost, andare a studiare, mandare i figli a studiare dall'altra parte del mondo. E questa è una legittima ambizione che vediamo positivamente. Così come diventano delle opportunità per le persone,
aumentano gli scambi, aumenterà anche la società. Verosimilmente da qua a una generazione sarà molto diversa, nessuno si stupirà più probabilmente se il sindaco di Londra ha origini pakistane. E per adesso è tutta una novità, ma i tempi in cui queste cose smetteranno di essere novità sono molto brevi. Okay, i cicli sono sempre più rapidi. Quindi in realtà noi ci stiamo proponendo veramente dei non problemi. È per quello che invitavo non tanto a discutere sulle intenzioni del legislatore, la piccola lobby e quant'altro. Noi dobbiamo tutelare gli interessi delle nostre imprese, però dobbiamo anche guardare molto avanti e capire invece come cogliere le opportunità in questo nuovo contesto. E qui arrivo alla sua domanda. È proprio lì che dobbiamo lavorare, creando nel nostro paese delle condizioni per attirare gli investitori, che passa attraverso dargli delle garanzie e passa attraverso dargli un sistema competitivo. La competizione, cioè, vuol dire fare in modo che i capitali si fermino qui e non vadano a cercare lidi più sicuri, con una tassazione più agevolata, perché il nostro territorio ha degli asset che in giro per il mondo non ci sono, perché la presenza di subfornitura, faccio un esempio che è quello nostro, quello dove operano i nostri associati, la produzione industriale di piccoli produttori, la presenza di subfornitura che abbiamo in Veneto non c'è da nessun'altra parte al mondo se non in Cina. Ma sapendo che il contenuto qualitativo, viva Dio, ancora per adesso è molto diverso. Quindi ci sono la presenza di know-how, di personale qualificato, di centri di ricerca, di alta formazione che abbiamo sul territorio, non c'è altrove. Quindi non è che mancano gli asset, perché in questo territorio, anche all'interno di un'ampia comunità, dove girano liberamente non solo beni ma anche capitali e anche investitori, abbiamo la possibilità di trarre grandissime opportunità, però dovremmo lavorare subito, oggi, su discussioni più interessanti su come far diventare questo territorio più appetibile ai grandi investitori per valorizzare. Ha un'idea su questo? Bene, abbiamo già parlato, abbiamo già tirato fuori 2 o 3 argomenti questa sera, indubbiamente il dare delle certezze a chi investe e che ha un profilo di ritorno per vedere maturare il suo investimento, che non è di 6 mesi, non è di un anno, non è di una legislatura, attenzione, sì, soprattutto tornando al punto di prima, certo. Perché la società cambia molto più rapidamente di quanto noi siamo in grado di far cambiare le organizzazioni, e questo è un grandissimo limite per un investitore privato. Un imprenditore privato deve cogliere, che è la grande sfida adesso del nuovo paradigma, delle innovazioni sociali, deve cogliere questi cambiamenti. Allora adesso perché non ci sono certezze? Ma in realtà gli investimenti ci sono, per nostra fortuna, però l'opportunità è che ce ne fossero di più. Dobbiamo cercare di attirare di più in questo contesto. Sicuramente il tessuto industriale italiano invece deve cambiare strategia. Il tessuto industriale italiano, oltre a attirare gli investitori qua, la nostra produzione cosa deve fare? Obiettivamente il limite dimensionale in un contesto che si apre è uno scoglio da superare, ma non è impedendo il TTIP che abbiamo risolto il problema. Questo è un problema che ci dobbiamo giocare in casa e purtroppo non è che andiamo a fermare le onde del mare. Questo è il contesto in cui operiamo, le nostre aziende lo sanno benissimo, non hanno queste velleità. L'obiettivo però è dargli una mano a superare l'ostacolo dimensionale, perché restare competitivi in un mondo che al di là di questi accordi è già integrato, dobbiamo vedere quanto perfettamente integrato, ma è già integrato, richiede avere spalle larghe a 360 gradi. La questione dimensionale è sicuramente un tema sul tavolo, quello più prioritario da affrontare. Certo. Castagna, voleva aggiungere qualcosa? Voleva rispondere alla domanda? No, resto sempre affascinato io. Ieri ho sentito Boccia, oggi sento rappresentanti di Confapi. Resto affascinato dal fatto che bisogna dare una mano alle imprese. Io penso che bisogna dare sì una mano al sistema imprenditoriale italiano, ma il problema non è come gli abbasso i costi o quali sono le certezze. Il problema è se io ho una politica industriale che questo Paese non ha. Beh, sono anni che non c'è una politica industriale in Italia, sono anni che non si fa una politica. 25. Il problema è appunto se una politica industriale e quali sono gli orientamenti che un Paese si dà. Noi siamo un paese un po' strano, cioè pensiamo che
diamo l'opportunità alle imprese e le imprese automaticamente riescono, in un mercato globale che ha queste dimensioni, in cui i competitori che oggi abbiamo non sono quelli che storicamente la classe imprenditoriale italiana o veneta ha riscontrato, cioè era l'Europa e i tedeschi, al massimo gli americani, oggi sono gli indonesiani, sono popolazioni che meritavano fino a qualche anno fa una qualche forma caritatevole per aiutarle, sono i tuoi competitori. O c'è un paese, o c'è il paese che assume in quanto tale l'idea che va sviluppata, non una politica industriale inteso, non le partecipazioni statali, ma un orientamento della propria economia, e questo aiuta anche la possibilità che il privato dica, beh, insomma, se c'è lo Stato con gli investimenti, ci metto ancora qualcosa del mio. Questo paese è diventato il 6º paese industrializzato nel mondo, forse ci dimentichiamo, non soltanto per la capacità imprenditoriale delle medie e piccole medie italiane, ma anche perché il paese in quanto nazione aveva orientamento appunto su alcuni asset produttivi che indicava qual era la strada. Era la chimica, era la farmaceutica in molti casi, era la siderurgia, era la cantieristica, era l'auto. Cioè non è che nasca così l'impresa, c'è un orientamento, anche il paese più liberale, non liberista, liberale al mondo, che molto probabilmente sarà riconosciuto anche da lei, sono gli Stati Uniti. Obama, quando Marchionne è andato là, gli ha detto: tu cosa porti? Io porto la mia intelligenza. E i soldi, se me li dai tu, un po' li ha dati i lavoratori, il paese liberale, ma li ha dati i lavoratori con i fondi in pensione. E l'altro, sempre il paese liberale, gli ha dati Obama i soldi prestati, e questo ha consentito, con le capacità che aveva Marchionne, di sviluppare e di salvare la Chrysler. Ma succede così nel mondo, invece noi pensiamo che basta lasciare, che basta lasciare le imprese fanno. No, le imprese italiane di fronte a quanto è accaduto, ma non Stato, di fronte alla globalizzazione mondiale, noi abbiamo perso il 24% della produzione industriale. E non soltanto per incertezze che gravano, che pur ci sono e vanno tolte, ma anche per una incapacità del sistema imprenditoriale italiano di confrontarsi sul mercato, e anche politico, di confrontarsi sul mercato sul basso costo della produzione. Prima ho fatto la domanda e finisco, mi taccio. Siamo in qual è l'elemento? Io ho sempre pensato che l'elemento, conoscendo un po' di imprenditori piccoli, non enormi, che l'elemento che consentisse loro di trovare altri mercati fosse certo il basso costo, perché se non fai la Ferrari, fosse la qualità delle produzioni. C'è un imprenditore veronese che faceva pompe, così non dico il nome, ma a un certo punto c'erano i cinesi che li copiavano. Lui ha capito che il giorno dopo che si è inventato una pompa doveva farne un'altra, perché la qualità della produzione tu o la vinci così oppure ti copiano appunto il giorno dopo. Ho sempre pensato che sia così, credo che sia ancora così. Per fare una politica industriale e manca una politica agricola. Manca anche. Dai tempi di Marcora, noi stiamo cambiando un ministro ogni 9 anni, quello che abbiamo adesso è un po' di tempo. Il mitico Marcora che spiegava agli europei che comunque la salvaguardia. La GEA, non sono riusciti, regolamento del 2014, non sono riusciti a fare un programma per arrivare a determinare i titoli nel 2016, che bastava prendere un informatico, chiuderlo dentro in una stanza una settimana, dargli in mano il regolamento e l'avrebbe fatto, cose inaudite. Questo è quello che blocca l'impresa, l'impresa si blocca non tanto per gli accordi che verranno fatti, che comunque si spera che vadano avanti, ma vadano avanti nell'ottica di rispettare le regole e soprattutto la sicurezza dei consumatori, ma bensì bisogna aiutare l'impresa con regole all'interno del nostro paese che siano più rapide e più veloci. Questo è l'essenziale. Cecchinato, un'ultima breve considerazione. L'ultima considerazione è questa, che a me dispiace quando in questo paese molto spesso per spirito antisistema, spirito antigovernativo, complotismo eccetera, non si riescono a cogliere le opportunità, e quelle che sono opportunità secondo me vadano viste dal punto di vista esattamente opposto. Allora, il TTIP secondo me è una di queste, e se mi consentite non abbiamo parlato delle denominazioni d'origini, non voglio introdurre adesso questo tema, però in conclusione vorrei lasciare questo dato, visto che così non ho la replica. Sulle denominazioni d'origine oggi gli Stati Uniti non le tutelano. Oggi gli Stati Uniti li considerano dei marchi commerciali, li si possono registrare come marchi. In Europa è diverso, e questa infatti è una battaglia accesa fra i negoziatori. Il TTIP consentirebbe, perché questa è la richiesta dei negoziatori europei, di fare una lista di indicazioni d'origine che trovano automaticamente quella tutela le che hanno oggi già gli Stati messe in Uniti non discussione. hanno. Queste liste le hanno già messe in discussione. Certo, ma stanno negoziando, però quello che voglio dire è che oggi non c'è tutela negli Stati Uniti. Ma se le hanno già messe in discussione non ci sarà neanche dopo. Ho capito, però non le vogliono riconoscere. È o non è un'occasione? Loro vogliono fare il parmesano. Ma perché non è un'occasione per tutelarle? Punto di domanda.
Beh, se ci riusciamo oggi benissimo. Oggi non c'è tutela, quindi è una cosa. Vorrei che le opportunità venissero colte per Ma quello che infatti sono. noi, la nostra preoccupazione è solo per questo motivo, che abbiamo il timore che vadano a svendere le nostre eccellenze perché non sono in grado di difendere, tutto là. Perché come dicono i toscani, sotto le 4 dita la Fiorentina è Carpaccio, quindi sotto le 4 dita. Il problema del Parmesan ce l'avete già oggi, il problema del Parmesan, dell'Italian Sounding c'è già oggi. Di tanti altri prodotti italiani. Professor Casen. Ma io credo che l'Italia, se vuole proseguire in una direzione, deve riformare la politica, la giustizia e la scuola. Senza questi 3 fattori, la moralizzazione della scuola, nel senso che la scuola insegna, ma insegna cose troppo vecchie, non è attuale, non si cala nella realtà, prepara giovani sicuramente che hanno un certo livello magari di cultura, ma poi nell'applicazione di questa cultura non c'è uno sbocco. Questa è la cosa fondamentale. La giustizia, perché abbiamo visto che le aziende estere non vengono, perché se hanno un credito verso un terzo avranno ragione dopo 3, 4, forse 10 anni. La politica è una politica molto vecchia e molto confusa, è una politica di conflitto e non costruttiva. Bisogna che noi riusciamo ad abbassare il livello, eliminiamo questa tradizione ormai superata di destra e sinistra, si fa a vantaggio del cittadino. Poi avrò una visione più sociale, avrò una visione invece più capitalista, diciamo più imprenditoriale, però la sostanza è il risultato che non c'è e che invece la politica deve ottenerlo, ma deve ottenerlo in maniera democratica, e questo è un altro argomento che affronteremo, per il sì o il no di questa Costituzione. Certo, bene, ci fermiamo qua, grazie agli ospiti che sono stati con noi in studio, e telespettatori, grazie per averci seguito. Io come sempre vi do appuntamento a venerdì prossimo, TV7 Match alle 21, e se volete ci potete scrivere sulla nostra pagina Facebook e saremo ben lieti di rispondervi o di prendere in considerazione le vostre proposte per le nostre trasmissioni. Buon proseguimento di serata, arrivederci.